Eccoci qua, stavamo appunto dicendo anche riforme possibili, Avvocato Monarello. Ma intanto io continuo a pensare che la più semplice della riforma sarebbe quella di applicare i costi standard. E la famosa carteggiata. Contrarissimo quello vabbè, noi siamo sempre contrari a qualcosa, come sapete il meglio è nemico del bene. Vabbè, costi standard che non si applicano né nell'apparato centrale né nelle regioni, salvo qualcuna, fra cui non il Veneto. Dopodiché, se si facesse questo non ci sarebbe bisogno di tante altre soluzioni. Io credo però che pochi sappiano che in realtà una solenne sforbiciata alla pubblica amministrazione magari non ridurrà i costi per il fatto che non si guardano i costi standard, ma è in arrivo, e la legge 124 dell'8 agosto 2015, cosiddetta riforma Madia, che sostanzialmente è una delega molto ampia al governo che sarà esercitata entro 12 mesi. Ma saranno 6 decreti delegati adesso però. Prevede un importante accentramento, cioè affronta il tema della pubblica amministrazione verticalizzandolo. Ci sarà una fortissima verticalizzazione degli apparati ministeriali sul Presidente del Consiglio dei Ministri e le articolazioni territoriali dei ministeri verranno fortemente verticalizzate sulla figura del prefetto, che diventerà l'unico o principale front office del cittadino, quindi sarà un radicale mutamento del prefetto. Parteciperà da solo alle conferenze di servizio, si prevede l'accorpamento anche delle sedi, cose anche pregevoli, ma la scelta è quella di una straordinaria, non nel senso positivo del termine, ognuno dia il significato che vuole, ma eccezionale verticalizzazione. Sulla dirigenza citata prima si procederà allo stesso modo, cioè tutti i dirigenti, siano essi dei ministeri, siano essi delle regioni, siano essi degli enti locali, verranno cortesemente traslati alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che attraverso 3 commissioni nominate dalla funzione pubblica provvederà alla selezione, al rinnovo e alla conferma, perché i mandati non saranno mai più di 4 anni, con una mobilità tutti su tutto che sostanzialmente creerà, magari sarà un bene o un male, questo ognuno, ripeto, giudichi, una assoluta centralizzazione della dirigenza, che è il nervo stesso delle pubbliche amministrazioni e in particolare delle autonomie territoriali, che sotto questo profilo farebbero bene a preoccuparsi, ma mi pare che si preoccupano di tante altre cose e non di questa. Quindi la riforma Madia farà venire meno un po' di democrazia. Non è acqua fresca, giusto? Non è acqua fresca, è una fortissima spinta di accorpamento e di centralizzazione. Allora, dopo la riforma del Rio, che già toccava gli enti locali in modo importante, facendo venire meno una forma di democrazia. Speriamo che non sia come la del Rio, perché la riforma del Rio ha fatto una riforma meravigliosa, cioè ha fatto credere di aver abolito le province. In realtà le province rimangono esattamente come sono, è stato soltanto tolto il voto alle province, c'è una emorragia di dipendenti verso tutti gli altri enti, per cui i poveri dipendenti che sono nelle province lavorano il quadruplo, perché devono far fronte, essendo ormai metà e con risorse più che dimezzate, devono fare esattamente gli stessi servizi che facevano prima. Fantastico, dica. Ma sì, io 2 parole per la riforma Madia. Io l'ho letta e non ho ben compreso quale sia effettivamente la riforma, cioè io ho avuto delle difficoltà. Da quello che ci diceva l'avvocato Monarello. Sì, innanzitutto sui prefetti, noi per carità abbiamo un'idea completamente diversa, secondo noi le prefetture, i prefetti soprattutto potrebbero anche non esistere più anche nella loro funzione storica. La centralizzazione poi dell'organizzazione, anche qui va in contrasto con il nostro pensiero, per cui insomma non mi pare che questa riforma possa dare un beneficio alla macchina della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda i dati, a me più che
diciamo, il numero dei dipendenti, mi interessa anche capire qual è il numero degli imprenditori, delle imprese che oggi hanno difficoltà. E i dati che abbiamo ci dicono che nel 2014 ci sono state 15.000 imprese fallite in Italia e questi sono dati spaventosi. Quindi quando parliamo di tassazione tutti parlano di una tassazione progressiva in qualche modo legata a varie variabili e percentuali. Poi vai a fare i conti e trovi che la tassa che va a pagare uno che ha una partita IVA è il 70% circa, tra tassa, voglio dire, quella statale, quella regionale, quella locale, l'insieme, quindi compreso anche previdenza. Quindi questi sono... Chi la paga? Beh, chiaro, insomma, chi la paga, se uno poi evade, sì, vabbè, ma chi la paga attenzione, vive, però. Attenzione, Lo posso assicurare. attenzione che chi paga, e siamo in tanti, Siamo più di quelli che siamo si in pensa. tanti, arrivano a pagare queste percentuali e tengono in piedi un paese che poi alla fine però non dà servizi. Questo è il dramma. Quindi sanità, ciò che è stato tagliato è questo poi alla fine, è mancato trasferimento in relazione a un servizio che è essenziale. I costi standard, se ne è parlato tantissimo, poi non si è mai risolto questo tema, ma Renzi ha dato gli 80 euro diciamo così, di bonus per aiutare l'economia. Io dico poi uno Stato che non va a tassare quello che è ad esempio il gioco d'azzardo. Lì abbiamo entrate spaventose e legate poi peraltro a un fenomeno anche sociale disarmante, devo dire, che va combattuto. Allora io dico lì uno Stato che tassa meno di tutti gli altri paesi europei un fenomeno di questo genere, anzi lo incentiva, ecco, solo lì mi pare di aver capito, insomma, adesso io non sono un matematico, non sono un economista, ma già aumentare attorno al 5% la tassazione di questo settore ti darebbe la possibilità di diciamo così, reperire quelle risorse che mancherebbero proprio alle forze di polizia. Chiarissimo. Chi di voi due voleva intervenire? Io dico solo questo, che la riforma Madia non serve quasi a nulla dal mio punto di vista per migliorare l'efficienza pubblica amministrazione. La questione dei dirigenti è ben più grave perché 4 anni possono essere rinnovati da altri 4 senza selezione pubblica, a discrezione, e si sceglie di aumentare oltre il 30% i dirigenti a chiamata. Scusa, guarda che c'è la selezione, la fa Palazzo Chigi. La fa Palazzo Chigi, poi dopo 4 anni... La fa Palazzo Chigi per le regioni e gli enti locali. Ma se dopo 4 anni Palazzo Chigi decide che sei bravo, ti lascia lì senza una nuova selezione, questo dicono. Una volta sola, però. Una volta sola per 4 anni. Non è chiaro su questo punto. Però questo lo fa perché si sceglie di investire su una dirigenza scelta dalla politica, perché la politica ha fatto alcune scelte. Allora sulla spending, nel rapporto Cottarelli si parlava anche del Veneto. Venivano censite 468 società in Veneto, non fatte dal sindacato o dai lavoratori pubblici, ma dalle amministrazioni. Per fare degli esempi, 42 società sui servizi idrici, 22 l'igiene urbana, 19 il trasporto pubblico locale, 14 parcheggi, strade e autostrade, 14 patrimonio edilizia, cioè anche in Veneto sono proliferate le società, sia sul piano regionale che sul piano delle amministrazioni territoriali. Allora forse la politica dovrebbe fare delle scelte, tagliare quelle società, accorparle, fare delle politiche di economia vere. Penso alla gestione dei rifiuti. In questa regione abbiamo miriadi di società, nessuno si sta ponendo il problema se può esserci una società veneta sulla gestione dei rifiuti o se invece dobbiamo far arrivare qualcuno dall'estero, qualcuno da altre regioni a gestire i rifiuti in questa regione. Bisognerebbe avere il coraggio di dire che i consigli di amministrazione non servono per mettere i politici che non vengono eletti alle elezioni, e quindi avere un po' di coraggio su questo, fare delle scelte coraggiose e non dire che il problema sono i lavoratori. Io condivido l'analisi sulla dirigenza che sì, Zanetti diceva magari meno pagata di altri paesi, ma strapagata nel nostro paese, perché se la media della retribuzione di un lavoratore è 1.200 euro e del dirigente è da 90.000 euro in su, è chiara la proporzione, è quasi come quella, dico, tra Marchionne e un operaio della Fiat. Ora Marchionne fa un utile in un'azienda privata, la pubblica amministrazione dovrebbe dare un altro esempio di equità nel rapporto tra lavoratori e dirigenza. Queste scelte però non sono responsabilità dei lavoratori in senso più ampio, ma dovrebbero essere di chi amministra, e purtroppo i tagli non sono degli ultimi 2 o 3 anni, ma sono degli ultimi 10 anni almeno rispetto ai trasferimenti. I disastri fatti sulle province
non solo dal punto di vista del personale, perché adesso giustamente si è parlato di 400 lavoratori che la Regione Veneto, con coraggio, io dico, scelta del Presidente Zaia, ha preso rispetto alle funzioni anziché rischiare di lasciare in mezzo a una strada senza occupazione, ma il taglio dei trasferimenti di 1 miliardo alle province che produrrà il dissesto dei bilanci e il far saltare i servizi avverrà comunque, anche se quel personale è stato ricollocato, quindi qualcuno dovrebbe anche porsi il problema se il trasporto pubblico, l'edilizia scolastica, funzioni che giudichiamo fondamentali, fra un mese ci saranno ancora o spariranno e resterà il personale magari in stabili vuoti. Certo, chiedo Martellato un attimo perché poi a cascata arriviamo agli enti locali. L'ANCI ha fatto degli interventi anche significativi a questo riguardo con la finanza locale. Sì. Quanto ne avete risentito oppure no? Beh, diciamo che rispetto agli interventi, mi aggancio anche ad alcuni interventi che sono stati fatti prima, al cittadino servono le risposte. E non è che il cittadino come prima cosa vada a vedere quanto guadagna il dirigente o il responsabile che gli dà la risposta, gli serve la risposta, all'impresa serve la risposta. Cioè se fossero soddisfatti e contenti dei servizi ricevuti non interesserebbe niente quanto... Esatto, dopodiché parliamo di numero di dipendenti pubblici, sì, ma come sono dislocati questi dipendenti pubblici? Cioè perché è qua che dobbiamo vedere, ne abbiamo meno o più delle altre nazioni, conta poco. Il confronto che il cittadino fa è se il mio comune, che ha un dipendente ogni 500 abitanti, un dipendente, e voglio sfidare, trovarne altri, e il comune confinante al mio ne ha uno ogni 230. Ovvio che i servizi del comune confinante al mio sono migliori di quelli che posso dare io, ma non perché l'amministrazione o il dipendente che è assunto nel mio comune è più menefreghista, no, è perché c'è una disparità iniqua. Cioè, il fatto di abbassare il numero dei dipendenti pubblici doveva essere fatto in maniera ben diversa, non doveva essere un taglio lineare e tutti quanti si dovevano adeguare. Doveva essere in base... Quindi la riforma Madia non dà buone prospettive? Doveva essere dato in base al numero di cittadini. Cioè tu sei sopra, bene, ti permetto non di assumere da fuori, ti permetto di prendere da altri comuni dove sono in una situazione al contrario della tua. Questo non viene fatto. Cioè io sono bloccato da 3 anni e non ho uno stradino. E nella mia situazione non credo essere l'unico, però ci sono altre situazioni e ho fatto l'esempio del comune vicino, perché se facciamo l'esempio di Venezia, che ha 3.300 e passa dipendenti, cioè, quello che fa il comune di Venezia lo deve fare il mio comune. Cioè la differenza è che il comune di Venezia farà 1000 atti, il mio comune ne farà 1, però quel dipendente si deve leggere la normativa, deve sapere di cosa si parla, deve sapere come intervenire e che risposta dare al cittadino, uguale del comune di Venezia. Ecco, quindi non è possibile che venga fatta una scelta di questo tipo. Non sono solo gli stipendi che dobbiamo andare ad attivare, ma dobbiamo anche fare un'equa distribuzione della questione e come per i tagli che sono stati fatti finora, sempre tagli orizzontali. Noi con l'ANCI ci siamo opposti più volte, ANCI Veneto sto parlando, perché anche qui facciamo bene la diversità tra ANCI nazionale e ANCI Veneto. ANCI Veneto abbiamo più volte cercato di intervenire anche nelle commissioni parlamentari su questo lato. Non è possibile fare tagli lineari dove abbiamo comuni che hanno un avanzo di amministrazione del quasi il 50% rispetto al bilancio. Cioè i cittadini che si trovano un amministratore che ha un bilancio di 10 milioni di euro e ha in conto corrente ne ha 5 milioni e non li può spendere. Forse adesso per una deroga al patto di stabilità verrà data, forse. No, viene quasi tolto il patto di stabilità, però non ci permettono di toccare l'avanzo di amministrazione. Quindi si lavora di cassa, ti entra 10, spendi 10, non puoi spendere 10 più 1 che hai in cassa. Chiarissimo, avvocato Morosini. Ma io volevo portare 2 numeri ulteriori da Cottarelli e 2
riflessioni. I due numeri importanti, Cottarelli ha previsto l'anno scorso nella sua relazione che citavo prima, la riduzione di 1,1 miliardi del 2015, 2,5 miliardi solo per la razionalizzazione dei centri di elaborazione dati. Nelle 11.000 amministrazioni pubbliche in Italia, portandole a 60, dagli 11.000 centri di elaborazione dati a 60, si risparmierebbero tra il 2015 e il 2016 3,6 miliardi di euro. Ancora questo non mi risulta sia stato fatto nulla ed è un'operazione tutto sommato realizzabile con modesti interventi. L'altra questione, forse ho riferito prima il dato errato sulla polizia leggendo frettolosamente la scheda. In Italia abbiamo 466 poliziotti ogni 100.000 abitanti. In paesi più piccoli, se il Veneto fosse indipendente sarebbe analogo alla Finlandia, alla Norvegia, alla Danimarca, ne abbiamo un terzo, 148 in Finlandia, 159 in Norvegia, 192 in Danimarca. Vuol dire che organizzando, razionalizzando, pensando diversamente la pubblica amministrazione potremmo avere notevoli risparmi. Poi osserva, in Italia abbiamo 5 forze di polizia. Domanda, non do la risposta, sono necessarie anche perché vuol dire 5 centri di comando, 5 realtà che talvolta anche operativamente possono entrare in solo una cosa, perché poi passo subito la parola a Raimondo che siamo in chiusura. Non le volevo chiedere, lei è contrario, diceva ai costi standard? Quella è la cosa che mi lascia stupefatto, non è la mia opinione. Proprio all'Università di Padova 2 settimane fa è stato fatto un intervento del Switzerland Institute in Venice dove si parlava di questa materia. Una delle grandi fesserie testualmente dei professori del momento, lo diceva il professor Marco Luigi Bassani, Università di Milano, è quella di costi standard. Ora, se è vero che una siringa costa in Calabria 10, i famosi 10 dico a caso 10 euro, e in Veneto costa 1 euro, il costo standard vuol dire che dobbiamo spendere 5 euro e quindi si inducono quelle amministrazioni virtuose a seguire criteri di spesa che non sono coerenti. Però è una follia, è contrario almeno gli altri al federalismo. Allora io non posso per omogenizzare, per rendere omogenea una situazione, far sì che quelli virtuosi si inducano a scelte che non sono coerenti. Cerchiamo di tagliare invece quelli che fino ad oggi non hanno saputo fare, magari anche con i centri di acquisto, come dicevamo prima, che Cottarelli ha esaminato e sono nelle cause. Mi consento una nota finale, proprio una battuta. La cosa che mi ha più colpito, l'ultima pagina della relazione Cottarelli è questa. E dice che uno dei criteri principali sono, per avere la riduzione della spesa, la pressione dell'opinione pubblica, testualmente, è essenziale per evitare gli sprechi. Secondo, tutto deve essere disponibile online. Terzo, dibattiti pubblici sui programmi di spesa, quindi complimenti a Tinus e a Triveni. Forse riusciamo a fare qualcosa. Raimondo, siamo proprio in chiusura. Sì, l'effetto scenico di questa situazione la voglio ancora, come dire, tanto per stare in tema, far sorridere. Numeri che escono dal Ministero dell'Economia ci dice questo. Sostanzialmente, per esempio, per acquistare foglie e matite per vedere le differenze, no? A Catania sono stati spesi 970.000 euro. A Catania. Se li portano a casa. Ad Aosta 26.000. Lasciamo perdere. Il comune di Bari, per esempio, spende 1.700.000 euro in telefonate. A Perugia 500.000 euro. Quindi c'è qualcosa che qui sorprende, ma non solo, non so se ho tempo. Volevo dire, il nostro piccolo imprenditore che deve farsi più di 60 giorni per aprire un'attività, con costi che sono dalla fantasia estrema e soprattutto dalle tasse le più belle del mondo, come qualcuno diceva, deve iniziare a pagare rispetto ad un francese, per esempio abbiamo fatto queste stime, il canone RAI Radio 30, alla società consortile fonografi 50 euro, quindi sono tutte gabelle, da versare alla SIAE 250 euro l'anno, ma penso che le sappiamo 400, tutti. cioè voglio dire, alla fine lui spende per aprire, pace. ma senza aver ancora iniziato ad avere un cliente nella propria sede, 8.437 euro, con 60 giorni di pratiche. Questa è competitività. A Nizza, in Francia o a Marsiglia, in 14 giorni apro l'attività con la metà, 7.750 euro. E a favore degli imprenditori, possiamo fare una cosa molto semplice, togliere questi studi di settore? Sarebbe ora. Dovrete fare una sarebbe ora. Un incontro magari una volta con chi ci governa. Su questo solo proprio una battuta. Siamo d'accordissimo. Lei, Avvocato Manarello, ha studiato bene la riforma Madia con grande attenzione. Secondo lei è un venir meno, proprio una battuta, di democrazia?
perché questo è il terrore, che tutto si centralizzi sempre di più, a parte la battuta che è stata fatta anche sulla sanità da parte del ministro Lorenzin, che vuole centralizzare, quindi vabbè, la vede dal punto di vista giuridico sostanziale. Se riteniamo che nella democrazia ci stia anche la capacità di autogoverno virtuoso degli enti locali e delle autonomie territoriali regionali, temo di sì, che questi avranno giorni molto tristi davanti. Su questo sono d'accordo. Ecco, noi, detto questo, io vi ringrazio di essere stata qui con noi, magari anche in seguito approfondiremo questi temi, speriamo di aver dato almeno una risposta a tanti che ci hanno chiesto di affrontarlo. Abbiamo dovuto naturalmente affrontare anche il tema di attualità, era doveroso per ciò che è accaduto. Io vi ringrazio i nostri ospiti, a voi di averci seguito, noi come sempre ci vediamo domani. Grazie. Buonasera. Buonasera.